All'incrocio fra Corso del Popolo e via Mestrina un banchetto di Prima il Veneto per protestare contro il degrado. A pochi passi due mendicanti che chiedono con insistenza l'elemosina. I cittadini non ne possono più di violenze, sporcizie a scippi e accattonaggio molesto e scendono in piazza affinché il comune intervenga. L'ultimo caso ieri a Venezia, dove due facchini abusivi hanno aggredito due turiste e sono stati arrestati per rapina. La zona di Corso del Popolo è diventata ormai una zona di grande degrado, la cittadinanza chiede l'intervento della politica e Prima il Veneto è scesa in campo con dei presidi per tutta la mattinata di questo sabato per dire basta al degrado. Il sindaco Orsoni deve capire che la città è stanca del degrado, è stanca di Barbanera e l'amministrazione ha tutti gli strumenti per poter risolvere definitivamente questo problema. Ai banchetti di Prima il Veneto anche una raccolta firme contro il progetto di realizzare a Venezia un museo islamico sul Canal Grande. Se Orsoni reputa che il museo islamico sia una priorità rispetto magari alle altre tematiche, alle altre problematiche, allora dobbiamo pensare che Orsoni non faccia proprio gli interessi dei cittadini. Ma per l'immediato il problema più grande è rappresentato dai cosiddetti Barbanera. Le leggi ci sono, dicono i cittadini, il comune di Venezia le faccia applicare. Applicare le leggi europee, questi sono cittadini comunitari, i Barbanera sono comunitari e devono essere rimpatriati in quanto non hanno una casa, non hanno un lavoro e non riescono a mantenersi in modo autonomo se non attraverso l'elemosina e quant'altro. Quindi la legge europea prevede che queste persone devono essere rimpatriate.